Nel cinquantennale dal terremoto del Friuli, Lega Coop FVG ha scelto Gemona come sede per la sua assemblea annuale, lì dove il senso di cooperazione ha portato alla rinascita. La scelta di fare questa assemblea a Gemona è stata naturale, anche perché è un appuntamento, un anniversario così importante, un anniversario che non possiamo ignorare. Quello che ha dimostrato Gemona, che in un momento di difficoltà le persone sono andate oltre gli individualismi e hanno anteposto un bene collettivo e hanno fatto quasi un miracolo, possiamo dire. Ringraziamo Lega Coop per aver scelto Gemona per la loro assemblea annuale e ringraziamo ovviamente perché anche all'epoca del terremoto, 50 anni fa, seppero ovviamente fornire il loro contributo e da lì nacquero anche tante cooperative per un territorio, quello friulano e quello di Friuli Venezia Giulia, che sono due territori che sanno ovviamente sviluppare le loro capacità, le loro caparbietà, con la loro determinazione e anche dando una garanzia e una prospettiva per il futuro. Una sinergia con la regione Friuli Venezia Giulia che permette al mondo del cooperazionismo di allargarsi e fronteggiare le sfide del futuro. È altamente simbolica questa scelta per noi e in un momento nel quale la cooperazione continua ad essere uno strumento virtuoso per le aggregazioni sociali e per le iniziative anche imprenditoriali, credo che questo momento di confronto del pomeriggio sia essenziale, anche con il focus legato alla montagna, al suo sviluppo, alle potenzialità. Il contesto è di enorme incertezza, ma non frena i numeri esposti da Lega Coop FVG, sempre molto positivi e che prospettano il cooperazionismo come modello di futura sostenibilità. Per fortuna anche quest'anno, il passato, abbiamo avuto più di 8 nuove adesioni, che per noi sono numeri importanti, oltre 200.000 soci, quasi 20.000 addetti e un trend che tende ai 2 miliardi di euro, che nonostante ovviamente le congiunture economiche assolutamente drammatiche, la cooperazione per il momento, e questo ci fa molto piacere, tiene. I settori trainanti sono sempre le sociali, le cooperative di servizi, ma anche il turismo, la cultura e il consumo. Un po' più in difficoltà, ma è un periodo, ed ormai da diversi anni, la parte più agricola è l'ittico, che insomma ha delle difficoltà in crescita, molto in grande espansione, le comunità energetiche rinnovabili. Credo che in un momento storico come quello che stiamo attraversando, ritrovare il valore anche di un'economia che non è competitiva, ma diventa cooperativa, al di là della forma impresa, sia qualcosa che dovrebbe interessarci come cittadini e cittadine prima di tutto.